Bella, voglio bentornare sul mio canale. Siamo qui oggi per fare la reaction a Udinese-Napoli. Partita importantissima perché l'Atalanta ha vinto, anche ci doveva essere un rigore contro, però lasciamo stare. Pensiamo a noi. Oggi bisogna vincere assolutamente per riscattarci contro la sconfitta contro la Lazio. E voglio un'unica parola: vincere. Di Lorenzo cerca lui la palla morbida sul Buono! No, Neres! No, Neres! Si è mangiato già il primo pallone. No, buon gioco. Mamma mia. Ci hanno graziato. Ci hanno graziato, ma prestiamo più attenzione. No! Già, questa è la seconda occasione buttata. L'inserimento di Castro, Toven va al limite, Zemura a un buon tiro, l'ha fatto vedere con l'Atalanta, cerca il cross. Ma non è il rigore, ma non è il rigore. Ma non è il rigore. Un giocatore che mette in difficoltà Napoli perché non ha una posizione, gioca in verticale in teoria su Lucca e qui va a calciare, vediamo. Ma che rigore. Rigore confermato. Dai Meret. Dai Meret, no. Sì, no. Mannaggia. Mannaggia. Dai, vai, giù, c'è il tempo, speriamo. Ci dobbiamo svegliare. Mannaggia, abbiamo pure parato. Non aveva calciato benissimo, poi però la palla rimane lì. Già viste questi 36 minuti. Vanes. Ma chissà! Ma che ha parato! Che ha parato, che ha parato! Dai, ragazzi, è finito il primo tempo, Napoli veramente, cioè, senza parole, non riusciamo più a fare un'azione. Abbiamo trovato qualche occasione per puro caso, però dobbiamo migliorare molto. Speriamo di svegliarci nel secondo tempo. L'Udinese ha avuto più fortuna di noi, che ha trovato quel rigore, quindi dobbiamo vedere di fare 2 gol subito. La voglio, speriamo di vincere. Vai Lukaku! Vai Lukaku! Sì! Dai! Dai! Mamma mia, ce l'hai fatta a segnare! Vai Volita! Luca! No! Dai, ci siamo svegliati. Perché evidentemente anche questa volta, come in altre giornate, ha preparato qualcosa, mette diverso. Bella! Perez! Sì! Perez! Tutta sua sta giocata! Sì! Giocatuna! Grandissimi! Invece in Coppa Italia, la notte dell'eliminazione, ormai... Bella! Vai Nissa! Vai! Grandissima azione! Bellissimi! Cioè, come giochiamo il secondo tempo, così dobbiamo giocare tutta la partita. Grandissima azione, bellissima. Ragazzi, è finita la partita con Napoli nel secondo tempo, veramente bello. Dobbiamo fare così come abbiamo giocato nel secondo tempo tutta la partita e possiamo competere in alto. Però questa partita era importante vincerla anche per una botta emotiva, e grandissimo Napoli. Noi ci vediamo alla prossima partita. Bella ragazzi.